TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella scorsa settimana la Polizia di Stato di Venezia ha confiscato il patrimonio di un soggetto di nazionalità straniera del valore complessivo di circa 500.000 euro al fine di congelare i beni per evitarne la dispersione in attesa dell'esito del procedimento penale che vedeva coinvolto l'uomo ritenuto al vertice di un'organizzazione dedita al traffico di cocaina ed eroina. Un bar di proprietà era utilizzato come base logistica. Dagli accertamenti effettuati è stato riscontrato come l'affluenza pressoché irrisoria dei clienti, nonché le frequenti chiusure dell'esercizio commerciale per intere ore o giornate senza alcun preavviso, verosimilmente in concomitanza con lo svolgimento di attività illecite, non avrebbero consentito di garantire l'alto tenore di vita tenuto dalla coppia. Ulteriori dettagli dell'operazione nel nostro sito notiziaplus.it. È stato siglato questa mattina presso la sede della CNA Veneto di Venezia un importante protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e la CNA stessa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici diretti contro i sistemi e i servizi informatici di particolare rilievo per il Paese. Concretamente, la collaborazione partirà dalla condivisione ed analisi di informazioni idonee a prevenire attacchi o danneggiamenti che possano pregiudicare la sicurezza delle infrastrutture informatiche della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, per arrivare alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti che possano gravemente incidere sull'erogazione e fruizione dei servizi di telecomunicazione e l'identificazione dell'origine degli attacchi informatici. Il protocollo prevede inoltre un costante scambio sul piano formativo del know-how per affrontare il cybercrime con conoscenze sempre più elevate e strumenti più evoluti ed efficaci. Le fiamme gialle del comando provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova per 17,2 milioni di euro. Le odierne attività rappresentano l'epilogo di una complessa indagine che ha permesso di deferire alla Procura europea di Venezia per associazione delinquere e truffa aggravata 48 imprenditori agricoli ritenuti responsabili di aver realizzato un articolato sistema di frode per beneficiare indebitamente tra il 2017 e il 2022 di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia per oltre 20 milioni di euro. Gli indagati sono domiciliati in Veneto, tra le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, nonché in altre località del territorio nazionale. I particolari nel nostro sito notiziaplus.it. Cambiamo argomento. L'assessore allo sviluppo economico, energia e legge speciale per Venezia, Roberto Marcato, annuncia l'approvazione dell'accordo tra la Regione del Veneto, Versalis SpA e Veneto Agricoltura per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale delle casse di colmata B e DE. Si tratta di un'area di circa 1100 ettari in ambito lagunare, ricadente nei territori comunali di Mira e Venezia, di proprietà della Regione e compresa nella rete Natura 2000 all'interno della zona di protezione speciale Laguna di Venezia e della zona speciale di conservazione Laguna di Venezia Medio Inferiore. Intervento del valore complessivo di 100.000 euro sarà finanziato da Versalis, società del gruppo Eni, a titolo di contributo volontario nell'ambito delle prescrizioni ambientali connesse al progetto per la realizzazione del nuovo impianto di produzione di alcol isopropilico e di un impianto di riciclo di polistirene a Porto Marghera. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.